Buongiorno a tutti, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Quest'oggi voglio parlarvi un po' voglio fare un po' un piccolo riassunto di quelli che sono stati questi mesi dedicati alla ricerca del dentice, obiettivo numero uno di quest'anno 2022. Inizierò a farvi vedere quelle che sono le due montature che ho trovato più congeniali, diciamo così, per i fondali liguri, due montature molto molto semplici che voglio farvi vedere. Oltre alla montatura scorrevole esistono alcune montature, per lo più tutte a perdere, per pescare in scogliera. Adesso poi le andremo a vedere nel dettaglio. Vi ricordo che tutto quello che vi farò vedere quest'oggi, come sempre, è personale, è puramente derivante dalla mia esperienza, quindi non prendete quello che vedete su internet, quello che vedete su YouTube, quello che vedete nelle riviste come oro colato o legge. Nasce tutto dall'esperienza personale, quindi io posso darvi un'infarinatura, posso darvi un suggerimento, ma poi sarete voi a creare le vostre montature e a scegliere voi i vostri fili adatti alle vostre situazioni e ai vostri spot di pesca. Andiamo subito a vedere queste due montature molto semplici e le vediamo un attimino insieme. Ok, quest'oggi stavo preparando le canne e ho deciso di farvi vedere un attimino qualcosina. Partiamo un attimino con la canna di destra, una montatura a teleferica. Teleferica è molto molto semplice, uno stop, dei pallini che fanno da ammortizzatore alla nostra girellina che una volta attaccata scorre sul filo fino a toccare appunto il nostro stop e la nostra girellina. Praticamente fa una vera e propria teleferica sul nostro filo madre. Immaginate che la mia mano sia la girella con attaccato la nostra esca fino ad arrivare, diciamo, allo stop. Queste due perline qua servono per non far scorrere oltre la girella e comunque ammortizzare un attimino il colpo in caso di pesce. Perline sempre più piccine e uno stop. Stop della grandezza ovviamente del nostro diametro di filo che utilizziamo. Piccolo accorgimento, essendo le scogliere liguri particolarmente accidentate, girellina barilotto con attaccato un terminale e un piombo a perdere. Ok? Quindi ad esempio questo qua sarà uno 0,52 e utilizzo uno 0,25 a perdere, con la speranza, una volta incannato o comunque se dovessi andare a incagliare, di perdere solamente l'estremità col piombo. Ok? Passiamo alla seconda canna. Una seconda montatura che sto utilizzando molto spesso è la montatura bandiera. Un trave solidale, quindi costruiamo tutto sul filo del mulinello. Non stiamo a costruire come succede in spiaggia e travi che poi agganciamo, perché tutti gli snodi, tutte le cose, io li trovo un po' inutili pescando dalla scogliera. Ripeto, interpretazione personale della situazione. Quindi, dal nostro madre attacchiamo stop, perlina, girella barilotto, perlina, stop. E come abbiamo visto per la montatura teleferica, una girellina barilotto con il nostro piombo a perdere. Una montatura molto 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 semplice. Interessante il fatto che a seconda della lunghezza della nostra canna, il nostro terminale possiamo farlo salire 3-4 metri. Sarà poi difficile un po' lanciarlo, però abbiamo recuperato parecchi metri che facciamo staccare dal fondo. Quindi, come seconda montatura molto semplice per pescare in scogliera, io consiglio sempre la bandiera, una montatura bandiera. Adesso poi andiamo a vedere un attimino anche i fili che sto utilizzando, forbici, pinze, e fondamentalmente necessario per queste due montature è tutto qua: piombini un po' più piccini per fare le nostre teleferiche, piombare appunto le esche a seconda della grandezza o a seconda di quanto vogliamo farle scendere velocemente, i piombi per le nostre canne, e poi alla fine lo stretto necessario, a parte gli ami e i fili che vedremo, è tutto qua: perline, girelle, degli stopper,
Stopper, mi raccomando, sceglieteli in base al diametro dei fili, perché sennò poi non riuscite a farli passare, e delle gireline per le nostre teleferiche. Ok, quindi abbiamo visto quali sono secondo me le due montature un po' più semplici da imparare, da fare per avvicinarsi alla scogliera, una teleferica e una montatura bandiera. Non sottovalutate la montatura scorrevole perché è molto molto semplice e molto funzionale anche quella. Io non la utilizzo per il semplice fatto che, perlomeno nelle scogliere che frequento io, è facile che vada a incagliarsi, quindi preferisco sempre fare montature differenti e soprattutto a perdere. Ok, detto questo, parliamo un po' dei fili. Senza dubbio da non sottovalutare quando si cercano i predatori, mai. Non stiamo cercando pesci di scogliera a caso, stiamo parlando di predatori che rimangono sempre diffidenti. In qualsiasi situazione i predatori sono completamente differenti dai pesci di fondo che possiamo usare fili a caso, non curandoci di cosa stiamo utilizzando. Partirei dai mulinelli. Qua abbiamo un top di gamma della casa Asso, Tournament. Io utilizzo il 0,52 che lo trovo una via di mezzo molto utile per le scogliere che frequento, quindi non sono andato su uno 0,60 o sono sceso. Per il momento mi fermo qua e ripeto, è una scelta personale. È un monofilo con una grandissima resistenza, buonissima capacità di resistenza al nodo e una grandissima durata nel tempo e un'ottima resistenza all'abrasione. Questa è la cosa principale che dobbiamo vedere quando peschiamo in scogliera. Nodi, resistenza all'abrasione, cioè lo sfregamento che ovviamente il filo farà in scogliera, che è causa anche della maggior parte delle rotture, e durata durante il tempo. Cioè un filo, ipotizziamo che utilizziamo, che dopo un paio di volte va a strusciarsi o comunque prende delle botte di caldo e dobbiamo sostituirlo, e soprattutto in una situazione come il rock fishing dove andiamo a utilizzare dei fili che per forza di cose sono messi sotto pressione sempre, sempre, la nostra attrezzatura sarà sempre sotto pressione e soprattutto i fili, questo filo qua è un'ottima soluzione per i nostri problemi. Parliamo un po' di terminali. Io adesso qua ho tre soluzioni. Vi farò vedere tre soluzioni sempre di casa Asso. Partiamo dal primo, Big Match. Un fluorocarbon che nasce principalmente per la traina, ma che è polivalente, quindi lo possiamo utilizzare benissimo per altre pesche. Come abbiamo visto per il tournament, li ho scelti esclusivamente per le loro caratteristiche. Grande resistenza al nodo, grande resistenza all'abrasione e durata nel tempo. Come il tournament, questo è una garanzia. Fluorocarbon nasce per la traina, quindi potete bene immaginare quali trazioni e resistenza deve avere. Una seconda soluzione che porterò dietro con me è il Sentinel. Non è un fluorocarbon, è un fluorocoated. Che differenza c'è? È semplicemente un nylon rivestito di fluorocarbon, quindi ha entrambe le caratteristiche. Una forte resistenza all'abrasione, che è l'arma vincente, oltre al fatto di essere molto molto sensibile sulle lunghe distanze. Cosa vuol dire? Che appena il pesce inizia ad avvicinarsi o a partire perché è allamato, questo filo qua ci permette di essere subito collegati e di vedere immediatamente la boccata. Sentinel.2 per i nostri fili per quanto riguarda i terminali. Ultimo ma non ultimo, Asso Invisible Clear. Questa volta parliamo di un fluorocarbon 100%. Porterò con me anche un fluorocarbon, anche se tanti dicono che non serve, ma quando si cercano i predatori secondo me è sempre bene utilizzare ogni minima miglioria che possiamo portare alla nostra attrezzatura, e Asso Invisible Clear è sicuramente un fluorocarbon eccezionale. Grazie alle tecnologie di casa Asso, nei primi metri dell'acqua la rifrazione è pari a zero, un peso specifico molto alto che lo mantiene sempre lineare durante la pescata,
e una grandissima resistenza all'abrasione, che è un po' quello che io vado a cercare nei fili. Mi raccomando, i siti sono molto accurati, trovate sempre tante descrizioni, quindi quando scegliete i vostri fili, sceglieteli sempre in base alle vostre esigenze. La Casa Asso ha tantissime soluzioni di qualsiasi genere, per qualsiasi tipo di pesca. Non fissatevi ovviamente su fluorocarbon, fili da traina. Ci sono tanti fili, come abbiamo visto, polivalenti che possiamo utilizzare sia nella traina che in altri tipi di pesca. Quindi vi consiglio assolutamente, prima di scegliere, di andarvi a leggere e utilizzare dei fili, come consiglio spesso per qualsiasi tipo di attrezzatura, in base alle vostre esigenze. Ok? Quindi non ci resta che sistemare tutto, preparare la sacca e andare all'avventura.